Benvenuti a tutti all'Ippodromo del Savio per questa 27esima giornata del programma ufficiale di corse. È venerdì 21 agosto 2026 e stiamo per assistere alla prima corsa di questo convegno. Premio Associazione Giorgina Crawford Saffi APS, dotazione di 4.620 euro riservata a cavalli europei di 4 anni. Vincitori da 3.000 a 10.000 euro in carriera, una corsa sul miglio, partenza con autostart, riservata ai gentleman. Sta per finire il conteggio del countdown che è arrivato a 0, si sono accese le luci e per cui i cavalli si avviano all'allineamento. Si muove l'autostart, andiamo a conoscere il campo dei partecipanti che sono 9, quindi 6 in prima fila, 3 in seconda. Il numero 1 è Giovinezza Bella Alessandra Devidè, il numero 2 Galaxy Horse con Ilario Caselli, il numero 3 Gascanf con Stefano Marsili, il 4 Gigabug con Fabio Marchino, 5 Grace Kelly Matli Carlo Bonfiglioli, 6 Golia NP con Matteo Zaccherini a chiudere la prima fila. Nella seconda Greg Girifarco Michela Rossi, Go Plus SM con Daniele Zanardi, Gea Pax a chiudere il campo con Lorenzo Ciappelloni. La macchina è entrata nella retta delle tribune, stacca la macchina e i cavalli sono partiti. Davanti a tutti scatta Gigabug, alla sua destra Grace Kelly Matli, ma rimane in terza corsia, difende la corda Galaxy Horse e Galaxy Horse ovviamente tiene al suo esterno anche Gascanf, quindi davanti abbastanza semplicemente Gigabug e rimane, ripeto, secondo Galaxy Horse. Alla sua destra abbiamo numero 6 Golia NP squalificato, e poi dietro di loro sembra rimasto il numero 1 di Giovinezza Bella, 200 metri per 14,4, una buona andatura per questo stacco vincente di Gigabug e Fabio Marchino che hanno preso la prima posizione. 28,8 per i primi 400 metri, confonde l'andatura Gigabug e si numero getta di galoppo e viene Gigabug immediatamente squalificato, per cui cambia lo scenario della corsa quando stiamo per arrivare ai 600 metri, per cui Galaxy Horse si ritrova davanti a tutti e 600 metri passati in 45,2 e aumenta la pressione all'esterno di Grace Kelly Matli che prova a prendere il sopravvento. Disco verde quando siamo quasi agli 800 metri di corsa, passati in 59,5, rimane il secondo Galaxy Order, arriva a destra Giovinezza Bella con Alessandra Devidè che comincia a sveltire l'andatura anche per cercare magari di ottenere la seconda posizione che si sta liberando alla corda. Rimane al chilometro, sempre a destra Giovinezza Bella, 1,14,9, una buona andatura per la categoria. Giovinezza Bella non sembra attendere nulla, va dritta sul leader, su Grace Kelly Matli che prova a difendersi, ma sembra preponderante l'azione della leva di Alessandra Devidè che mette mezzo cavallo avanti quando siamo ai 400 metri finali e ora si tratta di affrontare l'ultima curva. Attenzione perché arrivano dei pericoli da dietro, mentre i 3 cavalli si sono staccati completamente dal gruppo, rimangono quindi Grace Kelly Matli che prova a difendere la corda, ma è Giovinezza Bella che Bessata è entrata in retta d'arrivo e ora andiamo a giocare quello che rimane degli ultimi 200 metri. Greg di Girifalco prova ad avvicinarsi ma non c'è più tempo perché Giovinezza Bella l'ha già vinta. Giovinezza Bella se la porta a casa, 1,15,2, 2 minuti più o meno spaccati per vincere questa prima corsa e precedere Greg di Girifalco e Grace Kelly Matli. Quindi la vittoria per questa corsa gentleman, una bella interpretazione di Alessandra Devidè che ha interpretato Giovinezza Bella per Iona Lingabor, la proprietà di Danilo Pepponi, questo femmina di 4 anni da Rod Stewart e Nausicaa Bella che vince appunto la prima corsa.